Sono permesso a dire Eccolo mezza qua, cosa, siamo ritornati noi. Allora, sì, ci sono diversi problemini che andrebbero risolti, cioè, come si diceva, quando le vacche sono grasse si fa tanto, tanto di più, poi a un certo punto ci si rende conto che le risorse non sono più sufficienti, però, come continuo a ripetere, non è giusto che alla fine a rimettercene siano sempre i soliti noti, cioè i cittadini che sono tirati all'osso con i soldi, che non ce la fanno andare avanti, eccetera, perché come sempre succede, chi ha soldi non ha problemi, va in Svizzera, va nella clinica privata, si paga la risonanza magnetica, quello che costa, chi ha soldi non ha problemi, il problema è chi versa in situazioni di disagio oppure chi è arrivato lì al limite e che paga tantissime tasse, per cui dice benissimo, vogliamo fare una sanità privata, ma me lo dite? E io da ieri non pago più una tassa, prendi lo stipendio pieno, non hai trattenute né niente, ti paghi tutto privatamente, ma devono essere cose chiare, così non sono chiare, perché si dice si diminuiscono le tasse, poi i cittadini vedono che in realtà nel sociale, in questo continui a pagare di più, non mi hai abbassato le tasse, me le stai aumentando indirettamente e io prendo sempre meno, cioè io genericamente tutti prendiamo sempre meno, non è corretto. Se poi parliamo di pensionati, non di pensionati d'oro, perché quelli si devono arrangiare, i pensionati Sì, però quelli, anche qua sui vero? pensionati d'oro ne parliamo molto, ma bisognerà pur che Ma le decidano. notizie non Ci fanno sono niente. pensionati un po' dappertutto che non prendono 15.000 euro, c'è pensionati che prendono di tutto e di più. Io ho No, ma sempre in infatti, testa questo qua, presidente dell'INPS, e ma non nessuno... è quello nei fosse nei controlli, uno. sì, ma quanti ce n'è a 533.000 euro? Ce ne abbiamo molti. Ma Ma tornando proprio terra no, a un attimo solo, io terra, voglio dire, sì, no, prego, no, perché finisco solo dopo. Ma tornando terra a terra, quando io incontro più persone come il mio collega, via dicendo, ma voi sindacato difendete anche quelli là, noi non li abbiamo mai difesi, non è che vogliamo difendere una categoria, ma questi erano, sono lavorati. Ma siamo in una situazione che tutti ci deve rimettere qualcosa, perché se ci rimette la povera gente che ha una pensione bassa, anche gli altri devono farlo. Deve esserci un decreto, Renzi, fai un decreto sopra i 70.000 allora, c'è una euro. telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Vorrei sapere il signore che adesso è inquadrato di che categoria è del sindacato, sinistra o destra, dopo parlo. Allora, il signore che adesso lei ha visto poco fa è del sindacato dei Will pensionati e l'altro dall'altra parte CGL pensionati. Il KGB della Russia. Allora, io ho avuto il marito che ha pagato 50 anni per avere una pratica legale con le ACLI. Io sono andata alle ACLI. Quando ho chiesto di pagare mi hanno detto che nella bustina di mio marito per 50 anni sono sempre state pagate la pratica dei sindacati. Io ne ho avuto bisogno per una volta solo. Però quando sono andata ai sindacati ci saranno state 30 o 40 extracomunitari che non hanno pagato la bustina del sindacato perché hanno trovato tutta la pappa pronta. Allora mi sto chiedendo, voi state parlando dei problemi della sanità, quanto noi cittadini italiani che non superiamo il reddito di 29.000 euro, ma che comunque dobbiamo pagare perché a me hanno chiesto 100 euro per un esame e non posso scappare, o lo faccio o crepo. Allora mi sto dicendo, perché io devo dividere la spesa che devo fare con della gente che non ha mai lavorato qui in Italia, che non ha mai pagato? Non statemi dire razzista, che è una parola superata e che non ha neanche senso. Noi vogliamo le regole e l'ordine. Io ero moglie di un militare. Per sposare mio marito 50 anni fa non dovevo essere comunista e 7 generazioni di fedina penale pulita. Io amo le regole, l'ordine e la tolleranza zero. Tutto sto buonismo che abbiamo, i nostri pensionati vanno nelle immondizie a prendere, perché dobbiamo dare 1.000 euro a chi non conosciamo per mantenere di che cosa? Non è ora di ribellarci e non paghiamo più le tasse, vediamo se ci tolgono la casa per avere i nostri diritti, perché non sappiamo più come. Vorrei una risposta sia dal KGB della Russia e sia dagli altri. Va bene, grazie risposta, signora. Grazie. Grazie. Allora, prego Ferraresso, poi anche Confortino.
Allora, per quanto riguarda i ticket sanitari, questo è un volantino, dopo qualcuno non gli può bastare il volantino, risponde proprio alla domanda, alla richiesta della signora che dice ma rispetto a questo pagare il ticket sopra, sotto i 29.000 euro eccetera, noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto di abolire i ticket possibilmente, ma siccome sappiamo che è un po' un problema abolirlo dall'oggi a domani, abbiamo chiesto che si facesse un primo passo, e cioè si abolisse il ticket fino a un importo di 36.000 euro di reddito familiare, il super ticket, e chi sopra i 36.000 invece differenziarlo in maniera progressiva, quindi chi ha più reddito paga di più. Quindi rispetto a questo il sindacato si sta muovendo in questa maniera qua. Rispetto alle prestazioni che si danno ai cittadini, dico quello che ho detto prima, i patronati danno delle risposte ai cittadini che si rivolgono, perché sulle pratiche oggi lo Stato dà dei contributi e in base rispetto a questo i patronati forniscono i servizi in maniera gratuita, quindi lo forniscono a tutti coloro i quali si presentano ai nostri sportelli. Vogliamo far pagare ai cittadini tutti quanti un altro ticket anche sulla pratica pensionistica, possiamo fare anche questo. Per quanto riguarda invece il bilancio della sanità, io penso che ci sia la necessità non di non pagare le tasse, ma di far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate, perché e ritorniamo sempre sul solito problema, insomma. Io non mi stancherò di dire che di risorse basta andarle a prendere dove ci sono. Non è possibile, anche oggi i giornali lo dicono, rispetto all'IRAP, tra IRAP e IRPEF c'è un'evasione in Italia di 90 miliardi all'anno, non è possibile. Se poi li sommiamo a quelli dell'IVA, alla corruzione, arriviamo quasi a 200 miliardi di euro. La manovra che stanno facendo è 36 miliardi di euro. Non è possibile, perché poi alla fine chi paga è chi ha la trattenuta alla fonte, cioè i pensionati e i lavoratori dipendenti. Quindi c'è questa necessità di avviare una lotta all'evasione fiscale in maniera più seria. Poi sugli sprechi ci rimbocchiamo le maniche tutte. Allora, il commissario straordinario Cottarelli ha fatto un'indagine sulle partecipate in Italia, ce ne sono 8.000. Il commissario straordinario ha detto cosa? Secondo me 1.000 vanno bene. Quindi ce ne sono 7.000 di troppo. 7.000 di troppo. 7.000. Su 8. 8.000. Se parliamo del Veneto, perché poi parliamo non della Sicilia, no, o dell'Ungheria o della Tunisia, se parliamo del Veneto abbiamo 500 partecipate nel Veneto, di cui il 60% hanno tutti quanti un rendimento negativo. Allora su questo si può fare un'operazione di risparmio enorme, non solamente in termini di soldi, ma anche di consigli di amministrazione, è vero? Assolutamente, non ha bisogno di intervenire, chiarissimo. Adesso la parola anche a Conforti, un attimo solo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Salve, chiamo da Mestre. Sì, prego. E un'informazione. Vorrei sapere perché se io vado a fare un'operazione e mi viene chiesto di firmare una liberatoria nei confronti dell'ospedale, non mi viene rilasciata copia. Cioè, io non so quello fondamentalmente, io come tanta altra gente, non sappiamo quello che andiamo a firmare. Viene appena accennato la problematica sui rischi che possono accadere, però tutti i fogli che vengono dati da firmare non vengono rilasciati in copia. Perché? Alla fine io sto facendo un contratto e quindi non mi sembra corretto come sistema. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Okay. Bene, adesso sì. C'è un'altra domanda che deve porre? No, va benissimo questa. Grazie molto. Chi di voi due vuole rispondere? Sì. L'ospedale, qualunque cosa che si firma, è obbligatorio a dare una copia, anche in questa situazione. Quando si va sull'ospedale,
che poi la situazione degli ospedali è quella che è, da noi è ancora abbastanza buona, se si paga dei soldi, cioè 1 euro, 50 centesimi devono dare una ricevuta o devono dare sul modulo di cui si presenta a secondo della malattia, o meglio ancora di chi si trova davanti, hanno questo obbligo. Che poi non lo facciano perché noi abbiamo fretta, perché andiamo via o altre cose di questo tipo. Non si può pagare senza non avere una copia di quello che si è pagato, che non è solo su questo, ma è anche su altri motivi. Volevo però dire una cosa che si poi andiamo avanti. No, prima questa è la risposta, qualcos'altro da dire, aggiungere a questa domanda qua? No, dico quindi devono rilasciare la copia? Semplicemente che è corretto rilasciare la copia al cittadino perché è una liberatoria. E va richiesta assolutamente, la copia, quindi la copia va richiesta. Bene, aggiunga pure, vada. Sì, volevo dire una cosa sui patronati, che poi in questi giorni, in questi 2 mesi si parla molto di questi patronati. I patronati di tutti e 3 i sindacati, ce ne sono anche altri, quando vanno a chiedere un'informazione, tutte cose di questo tipo, non hanno mai chiesto a nessuno, manco io parlo del mio sindacato, ma sicuramente anche di loro, non si può far pagare, e sicuramente su quello che sto dicendo sono certo il 100%. Se poi invece è il CAF, è un'altra cosa. Se io faccio un servizio sul CAF, come che si va in qualunque altra parte, noi con i nostri CAF è dove si paga meno in assoluto, perché poi ci sono, non voglio toccare i consulenti, ci sono tanti altri uffici, ci sono altre cose di questo tipo. Questo deve essere molto chiaro, perché poi quando si dice sì, io sono andato e mi hanno fatto pagare, parla con l'amico, con l'altro amico ancora, il sindacato ha fatto pagare. Su questa assistenza non c'è niente da pagare. E se c'è, fate un colpo di telefono a qualche segretario, oppure ditelo in qualunque maniera, ma questo deve essere una cosa chiara, perché poi anche qui molte volte per discriminare il sindacato si dice di tutto e di più, dobbiamo molto stare attenti. Io non so dove va a finire questo paese se non ci sarà più il sindacato, come qualcuno lo vuol mettere le briglie a qualunque parte. Questo presidente, quando fa bravo presidente, quando era partito, sta attaccando anche chi l'ha sostenuto, ma sul sindacato su alcune cose non si può toccare, perché poi ci sarà il confronto. Qualcuno dice faremo anche la guerra su alcune problematiche. Tornando anche al discorso della sanità, che è stato un po' accennato, quindi una medicina diffusa sul territorio, lei aveva accennato prima al discorso del problema dei medici di base. Sì, voglio dire, non tanto sui medici, è come è organizzata l'assistenza nel territorio di ogni provincia. Cioè, se abbiamo gli ospedali, se abbiamo i centri che danno l'assistenza, se poi ci sono anche i medici di famiglia, poi ci sono anche i medici privati, cioè tutte queste assistenze sicuramente vanno pagate, non è che chi fa queste cose vengono a farlo gratis, hanno sicuramente uno stipendio e hanno sicuramente c'è una non organizzazione, ci sono dei doppioni, deve andare in pubblicità, ci sono dei doppioni. I doppioni ci sono, si possono anche cancellare, se dopo la pubblicità magari... Ne approfondiamo, vediamo come fare, esatto. Allora, pubblicità, poi torniamo insieme.